Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, anche oggi per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio. Vi dico subito che fra poco ci collegheremo con Luisa Bertini, perché a Vicenza questa mattina si è consumata l'ennesima tragedia della strada, un 62enne ciclista che è stato travolto e ucciso da un camion, una tragedia davvero legata poi ad anche altre notizie di cronaca molto simili che abbiamo raccontato anche nelle scorse ore. Fra poco Luisa Bertini ci racconterà tutto e ci farà sentire anche alcune testimonianze da via Fiume a Vicenza. Prima però andiamo a Padova perché c'è stata un'importante operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato una organizzazione che truffava ed estorceva denaro ad anziane, a donne anziane sole, vendendo prodotti porta a porta. Sono oltre 1200 vittime in tutta Italia, 10 le persone indagate, arrestato il capo e la base operativa era proprio a Padova. Allora ci racconta tutto Valentina Visentin. Sì, un meccanismo di truffa collaudato, quello smantellato dagli uomini della Guardia di Finanza di Padova, che stanno eseguendo proprio in queste ore numerose perquisizioni, già 10 gli indagati, 5 colpiti anche da misure cautelari, 1 in carcere, 2 domiciliari e 2 con obblighi di dimora. Un meccanismo non solo di truffa ma anche di estorsione, perché le migliaia di vittime accertate non solo nel Padovano ma in tutta Italia erano costrette ad acquistare prodotti come casalinghi oppure attrezzi per la magnetoterapia o poltrone. Venivano costretti ad acquistarli perché convinti di aver sottoscritto dei contratti che gli imponevano appunto degli acquisti, e così facendo arrivavano in pochi anni a pagare decine di migliaia di euro, come è il caso di una donna truffata nel Padovano. La base di questa organizzazione era proprio nel Padovano e l'alto tenore di vita che queste persone svolgevano e conducevano ha attirato l'attenzione della Guardia di Finanza, che ha attivato subito i controlli smantellando questa organizzazione criminale. Qui con me c'è il capitano Daniele Leonetti della Guardia di Finanza di Padova. Capitano, come siete arrivati e qual era il meccanismo di questa truffa ai danni degli anziani? L'indagine nasce a seguito del controllo del territorio, nel corso del quale vengono notati dei soggetti padovani che erano presenti in alcune zone definite di Padova con autovetture di pregio e conducevano una vita all'insegna dell'alto tenore di comportamento. L'attività investigativa si è incentrata proprio nel capire se questi soggetti avessero anche sul piano reddituale i proventi per poter sostenere queste spese che insomma emergevano dall'attività di monitoraggio. E qui ci siamo resi conto che i soggetti erano coinvolti nella gestione di una società avente per attività economica la vendita di prodotti porti a porta, che aveva come clienti quasi esclusivamente donne anziane. Ecco, sentendo alcune di queste donne come testimoni, ci siamo resi conto come di fatto le donne erano invogliate ad acquisti di casalinghi quali lenzuola, materassi, poltrone, convinte di avere in piedi ancora dei contratti pregressi con altre imprese, e quindi dietro la minaccia di adire eventualmente le vie legali le donne venivano convinte a procedere agli acquisti previa sottoscrizione di un contratto di finanziamento con alcune società primarie di credito al consumo. Si tratta di 1200 vittime, tutte anziane donne che nella gran parte dei casi avevano solo la pensione per fronteggiare le spese di quotidiana vita. È emerso che in molti casi queste donne avevano solo la pensione minima.
Da qui anche insomma, il reato che contestate è quello dell'estorsione nei confronti di queste anziane, 1200 vittime in tutto il Veneto e anche in tutta Italia, quindi sono tantissime. Quali sono i consigli che si sente di dare a queste persone che si trovano ad avere a che fare con questi venditori che in primo luogo ne approfittano della loro buona fede e poi insomma non solo le truffano vendendo prodotti di scarsa qualità, ma poi continuano ad estorcere denaro? I consigli che la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, a tutela anche delle fasce deboli della popolazione e a contrasto degli indebiti arricchimenti sono diversi. Intanto evitare di far entrare nelle proprie abitazioni agenti di vendita porta a porta di cui comunque è necessario chiedere le generalità attraverso il nome, il cognome e il tesserino aziendale. In secondo luogo è bene analizzare con attenzione la documentazione che viene sottoposta dai venditori. Non sottoscrivere nessun contratto se non si è sicuri della fornitura che si sta acquistando. Evitare di procedere a pagamenti in contanti, soprattutto ricordiamo il diritto di recesso entro 14 giorni nel caso in cui sia stato sottoscritto un qualche contratto che impegna l'acquirente al pagamento. In caso di sospetti è bene rivolgersi al numero di pubblica utilità 117 attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno per segnalare eventuali condotte sospette. Nel caso in cui poi ci si renda conto di essere finiti in una possibile truffa, è opportuno presentare tempestivamente denuncia al competente reparto della Guardia di Finanza oppure rivolgersi alle altre forze dell'ordine allegando tutti i messaggi e tutta la documentazione intercorsa con gli agenti di vendita. Ecco, avete sentito questi i consigli, se ci sono altre vittime, insomma è bene rivolgersi alla Guardia di Finanza. 10, ricordiamo, le persone indagate, oltre 2,5 milioni i beni sottoposti a sequestro preventivo. Questa dunque è l'importante operazione della Guardia di Finanza. Ancora la cronaca, sono in corso dalla notte le ricerche di un giovane di 26 anni disperso in località Passetto nel comune di Adria. L'uomo si era recato a pescare nella zona, aveva parcheggiato la propria autovettura nei pressi della chiesa di Passetto. Intorno alle 2 di notte sono scattate le operazioni di ricerca. Un quarto d'ora dopo i carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell'attrezzatura da pesca sotto il ponte della località. Alle 2:30 sono stati attivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Venezia che hanno avviato le ricerche in acqua operando congiuntamente alle squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adria. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso e ovviamente con la collaborazione delle forze dell'ordine. Mentre vi faccio vedere dal Gazzettino a proposito di persone scomparse, ma questa è un'altra storia e probabilmente anche un'altra dinamica. Ricordate il 14enne scomparso nel Veronese, Diego Baroni, scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Adesso vi faccio vedere meglio. Potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola. Durante gli ultimi 8 giorni, da quando è scomparso, Diego ha lasciato solo un paio di tracce su TikTok, accettando 2 amicizie sul social, ma non è detto che sia lui a gestire lo smartphone, che comunque risulta spento. Dunque c'è molta apprensione anche per il 14enne Diego Barone e si indaga anche per sottrazione di minore. Quindi l'ipotesi di un plagio di questo ragazzino che si troverebbe in Lombardia. E poi c'è il giallo. O meglio c'è ancora qualcosa da capire della morte di Annabella Martinelli, trovata impiccata la scorsa settimana nei boschi di Teolo. Oggi l'autopsia sul corpo per dirimere gli ultimi dubbi. Gli inquirenti sono convinti che sia stato un suicidio. Gli ultimi dubbi devono essere tolti con l'esame autoptico e poi si potrà decidere la data dei funerali.
Gli ultimi dubbi sulla morte di Annabella Martinelli potrebbero trovare risposte dall'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore. Procura e carabinieri sono convinti che la tragica fine della 22enne studentessa padovana, trovata impiccata nei boschi dei Colli Euganei dopo 9 giorni di ricerche, sia stata il frutto di un gesto estremo, ma ogni dubbio deve essere fugato, soprattutto per il cerotto trovato sulla bocca della giovane, che potrebbe essersela applicata da sola, come dichiarato in alcuni scritti trovati nel suo diario o in una lettera lasciata a casa dei genitori. Nel luogo dove è stata ritrovata giovedì scorso, i genitori e i parenti hanno lasciato dei fiori, mentre domenica, durante la partita casalinga a Bastia delle Euganei a Rovolone, è stato srotolato uno striscione rosa per salutare e ricordare Annabella, la cui scomparsa ha toccato l'opinione pubblica, che per 9 giorni è rimasta con il fiato sospeso per le sue sorti, sperando venisse ritrovata sana e salva. Dopo l'autopsia dovrebbe arrivare il nulla osta per la riconsegna della salma ai genitori, che potranno così fissare la data del funerale. E poi l'omicidio di Mira, l'omicidio di Sergio Tarna. Ieri la trans Lady Brunette è stata interrogata per circa un'ora nella caserma dei Carabinieri. Intanto l'avvocato del vigile in carcere a Verona ha presentato ricorso al Tribunale del riesame. Per me sono dichiarazioni che allo stato dell'arte non esistono, perché fino a prova contraria gli articoli di giornale non sono atti processuali, sono dei documenti che come tali possono essere valutati in maniera molto libera. Commenta così il legale di Riccardo Salvagno, presunto assassino del barman 25enne Sergio Tarna insieme al complice 38enne Andrea Vescovo, quanto avrebbe dichiarato Lady Brunette sul vigile quarantenne. Avrebbe infatti ammesso di aver consumato un rapporto con lui, di averlo visto una sola volta, ma di non averlo mai filmato, aggiungendo che fosse completamente fuori di sé e strafatto. Versione che potrebbe essere stata confermata ai carabinieri del nucleo investigativo di Mestre, che hanno sentito Lady Brunette in caserma per circa un'ora. Massimo riservo sul contenuto dell'interrogatorio, che potrebbe però aver dato risposta ad alcuni dei punti di domanda sull'omicidio del 25enne la notte del 30 dicembre scorso. Mentre continuano le ricerche dell'arma del delitto, dei bossoli, e si attende l'arrivo dell'auto in Italia dalla Spagna, dove è ancora ferma. Intanto il legale di Salvagno ha presentato ricorso al Tribunale del riesame per ottenere l'attenuazione della misura di cautelare, dunque la scarcerazione del quarantenne detenuto in carcere a Verona. 23 di gennaio e mi muoverò come si dovrebbe muovere un avvocato, cioè lavorando all'interno di un contesto processuale e in un contesto investigativo. Torniamo a parlare di furti, dell'emergenza furti. È un'emergenza che non si chiude, anzi si intensifica. Nella Marca Trevigiana in particolare, problema molto sentito anche per i tantissimi episodi che spingono a paese un parroco a chiudere di fatto la chiesa. Francesca Bozza in diretta ci racconta questa storia. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Alle 12 in punto, mentre il campanile della chiesa di Castagnole stava appunto suonando i 12 rintocchi, le porte della chiesa sono state chiuse. Come recita il cartello che Nicoletta Rizzetto sta inquadrando, la chiesa rimane chiusa dalle 12 alle 15 per motivi di sicurezza legati agli ultimi furti. A firmare questo cartello il parroco Don Michele Secco. Perché la frazione di paese, e lo abbiamo raccontato noi proprio in questi giorni nei nostri telegiornali, è stata presa d'assalto dai ladri, una serie di furti da via Tobruk, via Kennedy, via San Pio X, insomma tanti cittadini che hanno dovuto fare i conti con questo incubo. C'è chi è riuscito a metterli in fuga, è successo in un'abitazione dove, svegliati proprio dal rumore del trapano, il proprietario di casa è sceso, ha spostato le tende, si è trovato faccia a faccia con queste due persone vestite di nero incappucciate che fortunatamente non hanno reagito e sono scappati. In un altro caso con la coppia a letto, i ladri indisturbati hanno girato tra le stanze, poi si è capito dalle indagini dei carabinieri che hanno fermato proprio i due presunti responsabili che hanno colpito tra la Marca e il Bellunese, usavano delle pattine ai piedi proprio per non far rumore di notte quando le persone erano in casa. Ladri che non si fermano davanti a nulla. Buongiorno al vice sindaco Francesco Pietrobon, nemmeno di fronte ai luoghi sacri, al punto che si deve ricorrere a queste misure che immaginiamo possano essere sofferte anche per gli stessi parroci. Ma diciamo siamo arrivati all'assurdo ormai.
che una chiesa deve essere chiusa all'accesso ai nostri concittadini per queste problematiche qua, trovo che siano veramente una cosa che noi non avevamo mai visto. D'altra parte il parroco stesso mi dice che dopo 3, 4, 5 tentativi di furto, alcuni andati anche in porto, non possiamo assolutamente registrare continuamente questo tipo di vandalismo. Il fatto è che vengono rubate le offerte ai poveri e ai defunti, e quindi la cosa è ulteriormente fastidiosa. Una cosa fastidiosa, e ti diciamo Nicola che abbiamo avvicinato insieme a Nicoletta alcuni fedeli proprio che arrivavano qui, guardavano il cartello e la gran parte è d'accordo con la decisione del parroco. Chiaramente qualcuno dice è un peccato perché la chiesa dovrebbe essere sempre aperta, ma dall'altro è giusto metterla in sicurezza. Tra l'altro nelle porte interne c'è anche il cartello che indica la videosorveglianza, quindi sempre di più i parroci che si dotano di questi sistemi per tutelare le proprie chiese, quello che fanno anche i cittadini che sono esasperati, è inevitabile dirlo perché la paura cresce, perché la casa non è più così sicura. Ma la casa dovrebbe essere il nido dove uno si sente più tranquillo e nella propria intimità con i propri familiari, e invece purtroppo devi sempre guardarti alle spalle, come si suol dire, per capire se quando esco poi ritorno a casa ho avuto un'invasione di qualche personaggio, o addirittura quando sono in casa tranquillo sono talmente abili e talmente smaliziati che entrano anche quando c'è qualcuno in casa. Quindi questa cosa qua ormai si sta incrementando e sta dando molto fastidio alla popolazione. Io chiedo veramente a chi di dovere di prendere dei provvedimenti più drastici e importanti rispetto a questi atteggiamenti qua. Più drastici, non tanto vice sindaco sul fronte dei controlli, perché i controlli ci sono, abbiamo anche appena visto fatalità delle macchine dei carabinieri che passano, i controlli ci sono, carabinieri, polizia locale, ma non basta. No, ma è evidente che non possiamo continuare a dire dobbiamo incrementare le forze dell'ordine come numero, perché non possiamo militarizzare il territorio. Quelli che abbiamo sono già sufficientemente impegnati, sono bravissimi, controllano il territorio, ma l'impunità che viene data da una norma molto probabilmente obsoleta o comunque troppo buonista porta a queste persone qui a essere impuniti e a credere che possano continuare a essere impuniti, e i furti continuano. Noi dobbiamo avere la certezza della pena e dovremmo avere la certezza che la proprietà privata è sacra. Quindi chi viola la proprietà privata deve essere punito in maniera esemplare. Insomma, questo è l'appello che parte da Castagnole di Paese, e nel frattempo ci si tutela come si può. Tra l'altro abbiamo raccontato proprio domenica di una cittadina esasperata che ha messo sul comodino un coltello, lo spray, un mattarello, perché dice: io vivo sola, mi sono entrata in casa, io stavo guardando la televisione e mi cerco di proteggere. Poi ha anche detto: non so se riuscirei a reagire perché probabilmente resterai paralizzata, ma è una sorta di sicurezza, perché proprio l'esasperazione porta a questo, è inevitabile. No, io tra l'altro esprimo la mia solidarietà a questa signora, che la conosco bene tra l'altro, è qui di Castagnole, ma mi sento molto vicino a lei e capisco questo tipo di reazione, che però io la consiglierei anche di stare attenta, perché voglio dire, reagire in maniera violenta contro queste persone spesso provoca una reazione che non è proprio delle migliori. Quindi però capisco benissimo questo atteggiamento, e sento i miei cittadini che sono esasperati di questo, cercano di mettere in pratica quello che possono fare, ma mi ripeto perché io credo che sia l'atteggiamento che tutti quanti e tutti i cittadini comuni hanno. Bisogna che queste persone qua vengano punite in maniera esemplare, e chi non è cittadino italiano deve tornarsene a casa sua, deve essere espulso dal nostro territorio. Noi accettiamo volentieri le persone che vengono qui a lavorare, a rispettare le regole, le nostre norme. Quelli che invece delinquono devono tornarsi a casa sua. Chiaro il vice sindaco di Paese Francesco Pietrobon, grazie davvero per la disponibilità, grazie anche a Nicoletta Rizzetto, da Castagnole di Paese è tutto. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Francesca Bozza, grazie anche a Nicoletta Rizzetto e al tuo ospite. I furti non conoscono confini, allora a Cittadella, Fontaniva e Tombolo ancora esasperazione. Il territorio non si arresta.
Questa volta è stata colpita una villetta in via Filzi a Cittadella. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 19 mentre la famiglia era via. E non hanno portato via assolutamente niente. Il problema è che fanno danni ai serramenti perché sia il portoncino d'ingresso l'hanno sforzato con il piede di porco, diciamo, no? E invece dall'altra parte abbiamo una vetrata e hanno proprio tolto il vetro. Hanno fatto un foro nella porta finestra, girando la maniglia poi sono entrati. La prima volta a settembre era successo così. Infatti da quella volta lì abbiamo messo tutti i chiavistelli, perché è una sicurezza in più. Si sono dati alla fuga appena hanno sentito l'auto dei proprietari, lasciandosi alle spalle una casa completamente messa a soqquadro. E come la prima volta, loro sono andati direttamente nella camera padronale, tra virgolette, in quella mia e di mio marito, e hanno aperto dappertutto, cassetti, armadi, hanno svuotato tutto, però ecco, nella camera e poi nel salotto dove abbiamo il divano, che lì hanno aperto tutti i cassetti. Però più di quello no, perché presumo, almeno i carabinieri sono stati qua ieri sera, hanno detto che probabilmente loro avrebbero fatto di più, ma li abbiamo colti nel fatto, tra virgolette, quindi non hanno avuto il tempo di rovistare ulteriormente. È stata una brutta esperienza perché già la seconda volta. La prima noi ci siamo trasferiti a Cittadella il 19 di agosto e il 30 di settembre sono venuti per la prima volta, quindi 2025 parlo, quindi neanche 4 mesi fa. Segnalazioni nello stesso giorno anche a Fontaniva e a Tombolo. Quindi l'abbiamo detto, non conoscono confini queste azioni, parliamo di furti in casa, ma poi parliamo anche di vere e proprie rapine, come la rapina subita da un noto pasticcere di Marghera che stava tornando dal lavoro. Ci racconta tutto Edi Kaliman da Marghera. Buongiorno Edi. Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo proprio alle spalle della municipalità di Marghera, vicino a Piazza Sant'Antonio, dove è successo appunto, come dicevi tu, questa rapina avvenuta la scorsa notte intorno alle 3 del mattino, quando il pasticcere in questione stava attraversando la piazza per andare al lavoro che come pasticcere inizia molto presto e non abitando a Marghera prende i mezzi per poter appunto recarsi alla sede di lavoro, quando è stato fermato proprio da due ragazzi giovani che in bicicletta gli si sono messi in mezzo e gli hanno tagliato di fatto la strada, intimandogli di dargli tutto quello che avevano. Uno di loro l'ha raggiunto alle spalle, gli ha rubato il telefono dalla tasca, dopodiché lui ha iniziato a contrattare con molto sangue freddo il telefono in cambio di quello che aveva in tasca. Aveva 30 euro in contanti, accettati 30 euro, questi se ne sono andati e ovviamente il pasticcere in questione ha denunciato. Con noi ci ha raggiunto, lo ringrazio e lo saluto, Rubens Gebani, che è di Marghera Oggi, molto attivo proprio soprattutto quando accadono fatti di questo tipo, perché abbiamo sentito oggi c'è il mercato, lo vedete anche alle mie spalle, abbiamo sentito anche qualche persona che dice di sera io preferisco non uscire qui perché appunto è una situazione molto vicina al limite. Esatto, si fa un po' di difficoltà ad uscire, anche perché la maggior parte degli autoctoni, ossia dei cittadini che abitavano qui a Marghera già da tempo, sono in età avanzata e per cui temono molto. Già quando si vede il primo canale delle tenebre, ossia il buio, qui tutti a casa, c'è il vuoto assoluto, ma questo lo si deve anche perché prima c'era una certa socialità, diciamo, anche in centro. Per esempio avevamo il centro dove c'era l'ex Sacro Cuore, che adesso stanno finendo di allestire il distretto sanitario, non la chiamo casa di comunità, ma c'era gente, c'erano negozi aperti, qua i negozi chiudono, luci, l'abbiamo dimostrato anche sulla nostra pagina, mi sembra una decina di giorni fa, addirittura qui in centro, se togliamo le luci che ci sono delle giostrine, c'è più niente e quindi la gente ha
paura. Poi abbiamo scoperto, ma questo come pagina l'abbiamo subito spostato e mandato subito questa informazione alle forze dell'ordine, che fino a poco tempo fa, ma non lo so oggi, su qualche spazio abbandonato dove avevano preso posto dei senza tetto, pensavamo, e invece poi confrontando i volti ci siamo accorti che erano quelli che sono a Venezia i pickpocket, per cui ne avevamo una degna rappresentanza qui a Marghera, tranquilli come il sole, forze dell'ordine, sicurezza. La sicurezza ormai è un eufemismo, una cosa a cui si rincorre, ma purtroppo non si ha, non ci sono i numeri in campo, non si vede nessuno. Quello che chiedete voi è maggior controllo, maggior presidio, più forze dell'ordine. Secondo lei è l'unica opzione in questo? Beh, è certo che noi come cittadini chiediamo un maggior controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine, in primis carabinieri e polizia, però se andiamo a vedere bene ci dicono che hanno assunto chissà quanti, ma è il turnover, ossia quelli che sono andati in pensione sono stati sostituiti, ma qui a Marghera si vede poco che niente. Non è che fatta una questura abbiamo la polizia, fatta una questura abbiamo semplicemente concentrato una forza dell'ordine e magari tolta da qualche altra parte, e comunque non è sul territorio, perché ci sono gli uffici. Questo insomma l'allarme, Nicola, da Marghera, la necessità di avere più forze dell'ordine, maggior presidio, e soprattutto sarebbe auspicabile che continuasse a ripopolarsi questo centro. Una cosa vorrei dire, c'è una differenza sostanziale tra polizia e carabinieri e esercito. Chiedere l'esercito non è che l'esercito ha le stesse, deroghe, le stesse deleghe che ha una forza dell'ordine, sono due cose completamente diverse. Certo. E con questo, Nicola, il sentimento l'hai ben compreso, l'avrete compreso anche voi telespettatori. Da Marghera con Simone Merlo è tutto. Grazie a Eddie Kaliman, grazie a Simone Merlo, grazie al tuo ospite. Torneremo a parlare poi anche di questa situazione, della gravità della situazione per quanto riguarda i furti, ma c'è ancora la cronaca con un grave incidente. Stava tornando da una partita di volley che aveva arbitrato quando è rimasta coinvolta in un pauroso sinistro stradale. La sindaca di Fontanelle, in provincia di Treviso, Maurina Sessola, è ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Trento dopo lo schianto avvenuto domenica sera lungo la statale 47 a San Cristoforo al Lago, dove la sua Mercedes ha impattato per causa al vaglio contro un Audi. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 21enne. La prognosi è riservata, numerosi messaggi di vicinanza in queste ore. Voglio rivolgere a Maurina da parte mia e da parte dell'amministrazione provinciale un forte in bocca al lupo e un sentito augurio di buona guarigione. Le parole del presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. Gravi incidenti come questo lasciano sempre interdetti e senza parole, riaccendono ogni volta in noi la consapevolezza che basta davvero un istante per cambiare tutto. A parlare anche in queste ore il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, che dice a Maurina Sessola e alla sua famiglia vanno i nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento difficile. Tutta ANCI Veneto si stringe attorno a lei. Una marca trevigiana che era stata colpita ieri dal sangue di un'altra tragedia, quella di un'anziana travolta da un camion della nettezza urbana a Pederobba. Le mani sul volto raccontano la disperazione del conducente del camioncino di Contarina che ha travolto mortalmente Agnese Guadagnin lungo questa strada ai piedi del Monfenera. Siamo in via Santa Margherita, all'altezza del Civico 9, a Costa Alta di Pederobba. Il mezzo, intorno alle 11, stava effettuando il giro settimanale per la raccolta di rifiuti e la casa di Agnese è l'ultima prima del blocco stradale per un cantiere di lavoro di ATS. Tutto si è svolto in pochi secondi. Pare, ma l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Pederobba, che la signora sia uscita di casa mentre il mezzo di Contarina stava facendo una manovra di retromarcia. Probabilmente il conducente del camioncino con guida a destra non ha visto dagli specchi retrovisori l'anziana sopraggiunta a sinistra, travolgendola con le ruote gemellari posteriori. A nulla sono valse le urla degli operai di ATS impotenti di fronte all'investimento, che ha comportato anche la parziale amputazione di una gamba.
Immediati soccorsi che però nulla hanno potuto di fronte alle gravi ferite riportate dalla vittima che è aspirata sull'asfalto. E mentre il corpo di Agnese Guadagnin veniva portato nella camera mortuaria, nel borgo dove viveva con i 3 figli dopo una vita sui campi e l'impiego in casa di riposo, è stato un continuo sopraggiungere di parenti e conoscenti. Era la tua figlia, lei doveva fare 2 passi perché siccome aveva un'età che faceva 2 passi fin qua al capitello, dopo torni a casa, l'unico svago che l'aveva. Il camioncino è stato messo sotto sequestro e portato via con il carro attrezzi, mentre per il conducente l'ipotesi di reato è di omicidio stradale. Un incidente dalla dinamica che ha dell'incredibile, il commento del sindaco di Pedralba Marco Turato, mentre cordoglio alla famiglia è stato espresso da Contarina con un comunicato ufficiale. E poi la tragedia, lo dicevamo in apertura di questo telegiornale, la tragedia di Via Fiume a Vicenza con un ciclista travolto e ucciso da un camion. Allora Luisa Bertini in diretta, buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Una tragedia stamattina in Viale Fiume, in prossimità della rotatoria che vedete alle mie spalle che porta a Savia Bona. Uno scontro tra un autocarro e un ciclista in cui ovviamente il ciclista è deceduto. Incidente avvenuto poco prima delle 8 del mattino, intervenuti sul posto immediatamente i sanitari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e sul posto impegnati per tutta la mattinata sono stati anche gli agenti della polizia locale, sia per i rilievi sia per far defluire il traffico e anche per le ricostruzioni della dinamica tuttora al vaglio. Stiamo parlando di una zona molto trafficata con diversi istituti scolastici in prossimità e quindi popolata in quelle ore di traffico mattutino anche da diversi studenti. Insieme a voi adesso ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto anche in tema di traffico e viabilità e pericolosità di questa zona. Qui è una rotatoria molto pericolosa. Ve l'ho detto più volte perché qui c'è la gente che arriva a 80 all'ora e si rischia tutte le volte, soprattutto se sei in bicicletta. Idem per questa strada qui. Lì ci sono le scuole anche. Lì ci sono le scuole di là. Qui ci sono le campette da calcio dove sono anche. Qui c'è tantissima gente, c'è il bar e c'è la gente che arriva a 70-80 all'ora qui, quindi la gente che esce da lì a attraversare la strada è pericolosissima. In teoria la ciclabile è di là, ma qua della rotatoria servirebbero anche 2 servirebbero. Ci sono sempre ragazzini e una perché per le scuole sono passata 2 ore dopo e sono rimasta sconvolta. Questa zona è sicura per i ciclisti? Ah, ormai di sicuro non c'è più niente qui. Cosa ci vorrebbe una pista ciclabile? Dei rallentatori, che cosa? Meno macchine e più piano. Trafficata certamente, ma dopo basta stare attenti e io sto sempre attento, sono in bici anche adesso. Ecco, avete sentito lo sconcerto e anche i suggerimenti dei tanti ciclisti che percorrono la zona quotidianamente. Per il momento da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Luisa Bertini. E a proposito di sicurezza stradale, oggi è il patrono della Polizia Locale, San Sebastiano. A Treviso c'è una cerimonia regionale in occasione della ricorrenza. Ieri nella Marca trevigiana a Treviso è stato fatto il bilancio del 2025 e tra i tanti dati spiccano le 278 patenti ritirate e 220 per uso del telefonino alla guida. C'è un numero che prima di tutti gli altri il comandante della polizia locale vuole sottolineare a testimonianza di quale sia il loro impegno e di quanto in loro confidi la cittadinanza tutta. Io partirei dai numeri di richieste, di telefonate, di contatti alla nostra centrale operativa che nel 2025 hanno superato i 38.000 casi, di cui in 32.000 ci siamo poi occupati con veri e propri interventi, quindi direi numeri assolutamente significativi. Poi c'è il dato relativo alle patenti sospese, 278, con un più 234% rispetto al 2024, la maggior parte delle quali è dovuta all'uso del cellulare alla guida.
Questo è un numero che inevitabilmente prevedevamo crescesse, in quanto nel dicembre del 2024 era entrata in vigore una modifica del codice della strada che prevede in particolare il ritiro delle patenti qualora si venga trovate la guida con l'uso del telefonino. Ecco, tutti questi casi prevedono il ritiro finalizzato alla sospensione della patente e inevitabilmente quindi ha fatto alzare in maniera importante, quasi triplicare i numeri. Clamoroso anche il dato della Polizia Ambientale. Quasi 5.000 sono stati gli interventi per abbandono di rifiuti, oltre 300 quelli per il decoro urbano e 150 quelli a tutela del benessere animale. Anche questi sono numeri importanti per i quali siamo sempre impegnati, non solo evidentemente per poi permettere la pulizia dell'area, ma anche per identificare i responsabili. Interventi di tutela della civiltà e della cittadinanza, come ha sottolineato il sindaco, ringraziando per il lavoro svolto, che ha anche confermato che sta tuttora valutando di aprire una postazione in via Roma al posto dell'ex edicola e che questo è l'anno in cui alla polizia locale potrebbe essere dato in uso il taser. Devo dire che ad oggi situazioni dove avremmo potuto utilizzare il taser non ne abbiamo praticamente rilevate, però riteniamo, soprattutto per tutela dei nostri agenti di polizia locale, che sia uno strumento utile da avere. E non ultimo, alcuni agenti trevigiani andranno dal 1 febbraio ad aiutare quelli di Cortina in occasione delle Olimpiadi. Nell'occasione invieremo 6 operatori, un ufficiale e 5 agenti presso il comune a svolgere appunto l'attività, coordinate dal nostro ufficiale. Torneremo a parlare di sicurezza fra poco, c'è l'altro tema, quello della proposta che fa discutere del metal detector nelle scuole per individuare i coltelli, soprattutto tra gli studenti. C'è un altro però tema che preoccupa, e siamo nel Vicentino e parliamo di ambiente, preoccupano le condizioni del fiume Brenta a Valstagna, fiume praticamente in secca. Ci racconta tutto in diretta Nancy Galdi, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, dal ponte di Valstagna siamo qui con Ivan Pontarollo, canoista e esperto del fiume Brenta, un fiume che come potete vedere alle nostre spalle sta soffrendo molto, è praticamente in secca, in montagna non piove, non nevica e questo in prospettiva sta creando tutta una serie di problematiche, preoccupazione soprattutto in vista della primavera e per l'agricoltura. Dunque mi rivolgo a Ivan, quanta acqua dovrebbe esserci in questo periodo dell'anno? Normalmente questo è un periodo di magra, però una magra così che dura da mesi non l'ho mai vista nella mia vita. Normalmente qui dovremmo avere l'acqua su dove siamo adesso e attualmente c'è 1 metro meno di acqua del normale. Dunque è una siccità che dura da tempo, non ci sono state precipitazioni nevose. È un trend diciamo che dura da molti anni, infatti il Brenta ha avuto una portata media dimezzata in questi ultimi 60 anni. Sono stato anche all'estero, particolarmente Argentina e Cile sulle Ande, anche lì che adesso per loro è aprile, maggio, non c'è neve a 6.000 metri, cioè non ha nevicato pochissimo a quelle altezze. Dunque è un trend mondiale che dobbiamo sicuramente rimboccarci le maniche e capire anche come affrontarlo. Sicuramente non possiamo, dobbiamo intervenire sulle leggi nazionali che non hanno modificato la normativa per quanto riguarda le richieste di derivazioni d'acqua per le centrali idroelettriche. Dunque ci sono i geni civili della regione, si trovano centinaia di richieste in ogni provincia per togliere acqua al fiume, devastando così tutti gli ambiti fluviali. Io direi di cominciare a pensare a questo. Qui sicuramente non vogliamo più centrali idroelettriche perché ce ne sono già 6, tra l'altro in questi ultimi mesi sono anche chiuse appunto perché non c'è abbastanza acqua. Volevo solo dire ai nostri telespettatori che sul mio tetto di casa sto producendo energia elettrica e potrei dare anche ai miei vicini. La Val Brenta notoriamente non è un posto molto soleggiato, dunque vanno incentivate le comunità energetiche e va anche rivisto tutto il piano eolico perché quello sono energie pulite che non creano nessun danno o quasi, vanno solo posizionate nei posti corretti. E potremo anche raccogliere acqua nelle nostre abitazioni con delle cisterne e utilizzarla quando ci sono appunto questi periodi di siccità.
Un problema che, se dovesse continuare questa secca, potrebbe andare anche a toccare poi il turismo. Ma non solo il turismo, anche l'agricoltura, perché adesso le falde sono completamente volte e sicuramente avverrà quel fenomeno che il mare entra sulla campagna di salinificazione dell'agricoltura, dunque anche grossi problemi dal punto di vista agricolo e di produzione agricole. È un problema che va affrontato negli uffici e da tecnici capaci e che sappiano dare anche le soluzioni alla popolazione ideale. Un problema che va a toccare anche l'ecosistema, la flora, la fauna. Sicuramente quello è il primo che ci risente, diciamo. Va bene, grazie Ivan Pontarollo e grazie a Tommaso Migot alla parte tecnica. Da Valstagna è tutto, Nicola ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi, tema ambientale, quindi c'è già un allarme siccità e siamo soltanto a febbraio. C'è davvero da mettere in atto dei piani importanti per questa estate. Restiamo in tema ambientale, ma con la cronaca, con un blitz e la scoperta dei carabinieri a Villorba di una discarica abusiva anche con rifiuti pericolosi. Impresario edile denunciato per aver ricavato nell'area della sua azienda a Villorba una discarica abusiva. I carabinieri, impegnati nel contrasto ai reati ambientali, hanno denunciato a piede libero un 32enne amministratore unico di un'impresa che opera nell'edilizia con l'accusa di gestione illecita di rifiuti. In un'area aziendale di circa 60 metri quadri è stata rinvenuta una quantità consistente di rifiuti speciali accumulati senza le autorizzazioni previste. Nell'area, immediatamente posta sotto sequestro, ringhiere abbandonate, biciclette, vetro, legno, plastica, bombolette spray inerti derivanti da demolizioni e anche sostanze pericolose, in particolare oli minerali esausti contenuti in un bidone e in parte già riversati nel terreno. Le indagini non finiscono qui, verranno ora accertate eventuali ulteriori responsabilità e la corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività aziendale. E ci sono temuti anche conseguenze ambientali per il maxi incendio che 2 notti fa ha tenuto per 20 ore e quindi anche di giorno impegnati i vigili del fuoco a Motta di Livenza e la devastazione del capannone a Motta di Livenza. Allora, fortunatamente dubbi e paure per l'ambiente sono rientrate, ma dopo la pubblicità rivedremo quanto accaduto con i nostri servizi. Quindi fra pochissimo pubblicità e poi ripartiremo dal mega incendio di Motta di Livenza. Come tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente, noi non escludiamo nessun tipo di ipotesi, quindi nelle more delle opere di spegnimento poi faremo tutte le indagini necessarie per capire le cause dell'innesco. Colpa, semplice cortocircuito, gesto doloso, ogni ipotesi è aperta di fronte alla distruzione di un capannone in piena zona industriale a Motta di Livenza, una superficie di 20.000 metri quadrati che ospitava diverse attività. Anche per questo operare non è stato e non è assolutamente facile. Principalmente abbiamo materiale di tipo legnoso, poi ci sono altre aziende che hanno deposito di materiale plastico, carrozzerie e una ditta di impianti elettrici. L'allarme lanciato da un passante scatta alle 2:30 circa, le fiamme sono già alte e squarciano la notte di via Magnadola, l'aria si fa acre, sul posto arrivano i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Motta, poi i colleghi di Conegliano, Treviso, San Donà di Piave e Mestre, tra loro c'è anche il comandante provinciale Cristiano Cusin. Sono attivati inoltre i volontari di Gaiarine, circa 40 gli operatori che si alternano, una decina i mezzi. Difficile domare le fiamme, dopo quasi 12 ore ci sono ancora dei focolai. Adesso ci sono delle raffiche di vento che sicuramente non agevolano le operazioni di spegnimento. Impossibile avere una stima precisa dei danni, sicuramente centinaia di migliaia di euro, forse milioni, crollata buona parte del tetto con relativi pannelli fotovoltaici, a rischio crollo anche alcune pareti esterne già in gergo, spanciate. La struttura appartiene a una società immobiliare, sul posto alcuni dei soci, poi diversi locatari, anche ex dipendenti. Le parole davanti alla devastazione sono comprensibilmente poche. Sono disperata.
Non saprei, guarda, non saprei. Io l'ho preso in affitto un po' di anni fa, un pezzo, ma un pezzo centrale, non so neanche se è coinvolto o no. Viene la visita stamattina, non sapevo nulla. A suo tempo sono stato dipendente quando si faceva appunto la minotteria dell'occhiale in sostanza, però non so, mi hanno telefonato. Spenti gli ultimi focolai partiremo a fare le indagini in collaborazione con i carabinieri di Motta di Livenza. È stato sicuramente un incidente devastante, un po' anomalo in quanto domenica sera, domenica notte, non si sa ancora per quanto riguarda la modalità o soprattutto la motivazione. Al momento i valori dell'ARPA vi dicono che possiamo tirare un sospiro di sollievo per il momento, quindi aspetteremo in ulteriori riscontri, però diciamo ci è andata bene, poteva andare molto peggio. Restano gli interrogativi, anche quelli più inquietanti, sulle cause di un rogo tanto devastante, ma per il sindaco di Motta di Livenza al momento l'attenzione va soprattutto ai dati dell'area. Il primo report di ARPAV è arrivato sul tavolo del primo cittadino poco dopo le 13. Hanno fatto già delle verifiche, prime analisi, e non risultano questioni preoccupanti. Ora stanno analizzando anche più in dettaglio ricadute su eventualmente amianto piuttosto che altri componenti. Le analisi sono ancora in corso, non abbiamo ancora risultati e aspettiamo rapidamente. L'aria ha portato ovviamente tutta la nube e il fumo verso sud, quindi verso gli altri comuni, e per questo a Motta di Livenza non abbiamo emesso nessuna ordinanza. Zona sud, quindi Chiarano e Cessalto, anche qui i primi campionamenti hanno dato esito negativo. Quanto all'eventuale presenza di amianto, il monitoraggio è specifico. Solitamente nel momento in cui si fa un impianto fotovoltaico ovviamente l'amianto deve essere incapsulato a norme e quant'altro. Quello sicuramente, speriamo. Verificheremo anche questo. Tra gli effetti collaterali, l'incidente avvenuto poco dopo le 7 con un mezzo del SUEM 118 diretto nel luogo dell'incendio, rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Il veicolo proveniente in senso contrario rispetto al mezzo di soccorso si è fermato a destra per farlo passare, ma è stato tamponato da un'altra auto. Inevitabile lo scontro per il 118 che ha perso una ruota e si è fermato 100 metri più avanti rispetto al punto di impatto. Una donna è rimasta ferita. In tilt il traffico sulla Postumia tra Oderzo e Gorgo al Monticano. Queste le ore difficili a Motta di Livenza per il maxi incendio nel capannone, ore di paura anche questa mattina a Padova, incendio nel parcheggio dell'Ikea, a fuoco i sacchi di spazzatura scaricati da un mezzo della raccolta di rifiuti. Siamo a Padova. Pompieri in azione nel parcheggio del parco commerciale di Padova Est, nelle vicinanze dell'Ikea, il grande magazzino svedese. Incendio di un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti alle 7:30 in via Fracallanza a Padova. L'autista del mezzo, accortosi del fumo proveniente dal cassone, ha prontamente scaricato i rifiuti sulla sede stradale e allertato i soccorsi. Le fiamme sono state spente da una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Padova, intervenuta con il supporto di un'autobotte. In corso la completa bonifica dell'area. Sono in corso anche gli accertamenti per verificare l'origine del rogo. Da Padova a Thiene siamo di nuovo nel Vicentino con le 2 persone gravemente intossicate dal monossido di carbonio 2 notti fa. Intossicati gravemente dal monossido di carbonio, vittime 2 cittadini del Bangladesh. Succede a Thiene, in un condominio di Via dello Sport. In tutto sono state 5 le persone rimaste avvelenate. Avevano acceso un braciere in casa per cucinare. In breve tempo l'ambiente si è saturato di gas. 2 di loro sono stati ricoverati in rianimazione. Tutti sono stati sottoposti a cicli di camera iperbarica e 3 di loro non sono in pericolo di vita. L'episodio riaccende l'allarme sull'uso di fonti di calore improvvisate negli ambienti chiusi, come sottolinea il sindaco di Thiene. Questo grave fatto richiama con forza l'attenzione sui rischi legati all'uso improprio di dispositivi per la combustione all'interno delle abitazioni. Tra l'altro il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso, inodore, invisibile, che può avere conseguenze molto serie. Sono comportamenti questi pericolosi, non conformi alle basilari norme di sicurezza domestica.
Dobbiamo dire che fortunatamente la vicenda si è risolta senza esiti drammatici, ma dimostra comunque la necessità di innalzare il livello di attenzione e di responsabilità, soprattutto sia individuale sia nei confronti dell'intera collettività. Adesso apriamo la pagina della sicurezza, torniamo a parlare della sicurezza, abbiamo parlato di furti e di rapine, ma c'è anche il tema poi della violenza tra giovanissimi, cosiddetti Maranza, la violenza a scuola. Il caso del 18enne ucciso a La Spezia a scuola da un coetaneo con un coltello ha riaperto il dibattito, fra poco parleremo del metal detector a scuola, ma c'è chi l'estate scorsa anticipò tutti, e parliamo del comune di Jesolo, quando gli agenti della locale si erano già dotati del metal detector in vista dell'estate, no? Lo sapete, la movida violenta spesso a Jesolo. Jesolo che annuncia che entro l'estate sarà esteso il divieto di girare con un coltello su tutto il territorio comunale. Ho dato indirizzo al comando di polizia locale di valutare una modifica al regolamento di polizia urbana di Jesolo che possa entrare in vigore prima dell'estate e che preveda un divieto generalizzato in tutto il territorio di girare con coltelli o altri strumenti atti ad offendere, ovviamente senza una giustificazione valida. Quello a cui si appresta Jesolo è un ulteriore giro di vite contro il preoccupante diffondersi di armi da taglio, soprattutto tra bande di giovani che già di per sé rappresentano un problema di criminalità e ordine pubblico. L'anno scorso l'amministrazione era stata tra le prime a dotare la propria polizia locale di un valido strumento di controllo anticoltelli. Avevamo accolto l'estate scorsa l'indirizzo del prefetto che, oltre a chiederci di istituire le zone rosse, ci aveva consigliato di utilizzare i metal detector, cosa che abbiamo fatto in alcuni snodi principali, come ad esempio la stazione degli autobus, proprio in funzione preventiva per capire se giovani o giovanissimi, come in questo caso, girassero con questo tipo di armi. In Italia i coltelli sono diventati l'arma principale per omicidi e rapine, con numeri che stanno spingendo il governo a valutare una reclusione da 1 a 3 anni per chi verrà sorpreso in possesso di una lama sopra i 5 centimetri nelle vicinanze di banche, istituti di istruzione e formazione, parchi e giardini pubblici e stazioni ferroviarie. Nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza sono previste anche sanzioni amministrative accessorie che includono la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno. Lo scorso anno a Jesolo non abbiamo avuto grandi ritrovamenti di questo tipo, anche se probabilmente il messaggio preventivo ha funzionato, tant'è che l'estate è stata assolutamente tranquilla dal nostro punto di vista, perché purtroppo queste armi messe nelle mani di giovanissimi, minorenni, che magari non hanno neanche la cognizione delle conseguenze gravissime che possono arrecare agli altri, come ad esempio dei tagli mortali, crediamo che la prevenzione sia fondamentale. E poi c'è il tema allora del metal detector nelle scuole, questa proposta che fa discutere del ministro Valditara. Abbiamo sentito cosa ne pensa la scuola nella Marca. Dibattito aperto anche nelle scuole trevigiane sull'uso dei metal detector per evitare che coltelli o altre armi arrivino in classe. Provvedimento annunciato dal ministro all'indomani dell'omicidio di un 18enne per mano di un coetaneo in un istituto professionale di La Spezia. Una situazione estrema, secondo alcuni dirigenti, legata al contesto, che nella maggioranza delle scuole trevigiane invece è profondamente diverso, come per il liceo classico Canova di Treviso. Il liceo che dirigo attualmente ha un contesto direi positivo, assolutamente non critico da questo punto di vista. Ma è sulle criticità come alla Spezia che provvedimenti drastici come il controllo elettronico degli studenti possono essere una prima risposta. Posso capire che nell'emergenza ci debba anche essere una fase in cui si interviene anche in questo modo. Certo, non ci deve far dimenticare la dimensione educativa. Ed è lì che, secondo la preside, deve agire la scuola, ma non da sola. La scuola e i genitori devono lavorare in strettissima alleanza e collaborazione. Quindi posso anche capire che di fronte a genitori che non riescono a gestire la situazione ma non chiedono neanche aiuto e in qualche modo si deresponsabilizzano, eventualmente certo capisco che l'ordinamento preveda anche un richiamo alle responsabilità per queste persone. Sanzioni ai genitori inadeguati quindi in un tempo dove i giovani sembrano vivere una realtà parallela.
Questo mondo virtuale non ha favorito questo senso della realtà e anche il senso della condivisione nella comunità di alcuni valori che davamo per scontati. Oggi la scuola deve farsi ancora più carico e mettere al centro questi valori. E intanto il nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo e che dovrebbe essere annunciato in queste ore, in questi giorni, consente ai prefetti di istituire con maggiore facilità le zone rosse. Il sindaco di Treviso Mario Conte apre la possibilità di estenderla in altre zone. Il nuovo pacchetto sicurezza allo studio del governo riporta in auge l'utilizzo delle zone rosse, strumento che a Treviso era stato utilissimo al quadrante della stazione di Via Roma, di fatto azzerando molti problemi. Ora il sindaco propone di estenderlo anche a San Zeno e a Via Dandolo, idea che era nata anche in seno a Fratelli d'Italia oltre 6 mesi fa. Ovviamente la mia è stata una riflessione che ho rimesso al tavolo della prefettura, perché poi la competenza per realizzare o meno la zona rossa resta in capo al prefetto e al questore. Ma non con la sola repressione si può vincere questa battaglia sulla sicurezza, il sindaco lo sa bene. Qualche anno fa avevo scritto una lettera a una serie di ministri, tra i quali c'era anche quello alla formazione, che dobbiamo cominciare a pensare a un qualcosa di alternativo anche al tempo libero al pomeriggio. Io sarei per l'obbligatorietà in ambito sportivo, culturale e sociale, perché meno tempo lasciamo i nostri ragazzi liberi di annoiarsi e più tempo li teniamo impegnati in campi sportivi, in teatri o associazioni. Ecco, credo che tutti quei ragazzi che sono impegnati non pensano nemmeno minimamente di utilizzare il coltello o di portarlo a scuola. E mentre il consigliere Campora rivendica l'idea, il capogruppo Bertolazzi, favorevole alla zona rossa se necessaria, applaude al governo e alle norme che sta delineando a tutela di cittadini e agenti. È data più possibilità ai prefetti, più possibilità di agire più velocemente nell'individuazione delle zone a rischio e nell'allontanamento dei soggetti pericolosi. Questo è un ulteriore passo avanti in una visione di sicurezza per il Paese che è sempre stato, appunto, come dicevo, prioritario per Fratelli d'Italia. Di opposto parere idem, il capogruppo Pelloni non ha dubbi che prima di tutto serve aumentare il personale di polizia. Non accettiamo provvedimenti che sono dei palliativi o che però provano a risolvere solo temporaneamente alcune situazioni. La zona rossa alla stazione in Via Dandolo è solo un palliativo che sposterà disagio e criminalità in altre zone, come già è successo quest'estate, e allora 200 poliziotti in meno negli ultimi 15 anni. Le nostre forze dell'ordine sono ridotte all'osso. Servono questi provvedimenti, portare più forze dell'ordine in città. E poi non risparmia critiche nemmeno al cantiere della stazione e ai negozi sfitti, troppi dice, che portano insieme degrado e un'insicurezza generalizzata. Le polemiche politiche allargate, parliamo della Lega, non ho nulla a che fare con la massoneria, lo ha detto Roberto Vannacci, vice segretario federale della Lega, braccio destro di Matteo Salvini, dopo il servizio inchiesta di Report di domenica sera, ma certamente è un tema, quello delle posizioni spesso estreme di Roberto Vannacci, che continua ad agitare il carroccio e le anime del carroccio. Ieri un acceso dibattito e un attacco nuovo di Roberto Marcato a ospite di Ring insieme a un altro esponente leghista, ma di un'altra, diciamo, anima della Lega come Stefano Valdegamberi. Sentite. Alcune posizioni sull'immigrazione, sulla sicurezza, anche sull'Ucraina che ha Vannacci sono posizioni, quelle sull'immigrazione e sulla sicurezza, che io vado dicendo con toni più o meno simili da 20 anni a questa parte, quindi non è sicuramente quella parte di Vannacci che mi differenzia dal suo modo di vedere. Io ieri sera ho guardato Report, incuriosito, e ci sono stati dei passaggi che mi hanno fatto rabbrividire. Cioè? Quando io vedo che uno dei suoi sostenitori e amici, fondatore di una loggia massonica, si mette a piangere ricordando Licio Gelli, cioè ragazzi, mi vede l'anima della P2? Mi vede Penotti, e questo qua mette in piedi una struttura che si chiama P3. A me fa orrore, ma lo dico in maniera chiara e netta. La Lega nasce come partito popolare che ha nella massoneria uno dei suoi nemici. Cioè sono entrato in un partito così. A me la massoneria, soprattutto
la massoneria che abbiamo visto in quegli anni mi fa orrore, cioè P2 è lo schifo di questo paese, è la parte peggiore del paese, quindi fare una cosa che si chiama P3 mi fa altrettanto orrore. E pensare che questi sono sostenitori, finanziatori, a quanto sembra, di Vannacci, dei suoi... Io sono preoccupatissimo. Ora, questo è un elemento su cui va fatta chiarezza e lo chiedo perché io sono fondatore della Lega Veneta e quindi sono tutore dei valori del partito. Non possiamo far parte di un partito, essere il vice segretario e gemmare movimenti politici come se fosse Primavera. No? Siamo già a due, quanti ne deve fare? 10.000? Poi non versa il contributo al partito. Io ho visto buttati fuori dal partito militanti storici per molto meno. Allora io da tutore, ripeto, dei valori del partito e custode dei valori del partito, chiedo al partito che su Vannacci venga fatta una riflessione pesantissima. Pesantissima, ok? E lo ripeto a beneficio di chi che non vuole capire, non è che io mi sono ammorbidito, che non ho a cuore i temi della sicurezza, dopo ne parliamo. Ecco, io sono quello di sempre. Però ho sempre pensato che un'altra cosa di cui mi sono sempre vantato, e la dimostrazione è stata alle ultime regionali, quando la Lega fa la Lega, e cioè lascia perdere gli estremi di destra o gli estremi di sinistra e fa la Lega, non ce n'è per nessuno. Però... Quando la Lega fa l'estrema destra va al 3%, ok? E in Toscana ha fatto questo con Vannacci in testa, siamo andati al 3%. La Lega deve fare la Lega e questa è la grande forza che abbiamo sempre avuto noi, ed è un partito straordinario perché al suo interno ha sempre avuto grandi contraddizioni e hanno trovato albergo diverse sensibilità di destra, di sinistra, ma la connotazione era quella di sindacato del territorio, non di estrema destra che parla di generazione X, della decima, di queste cagate, perché inneggiare la decima è una cagata. Scusa, è la Lega Arcobaleno di Zaia che propone il manifesto vuoto di Zaia, la Lega. Io ero abituato che la Lega era quella delle battaglie, era quella dell'autonomia, era quella del territorio, della giustizia anche fiscale nei confronti del nord, del Veneto. Oggi mi pare che Stefano, però scusami, il primo punto del giorno posto da Zaia sembra quasi quello del fine vita, dobbiamo lavorare per l'eutanasia come obiettivo della Lega. Io non sono neanche per questa Lega, Io questa non è una Lega che Stefano, l'ho conosciuta così la Lega. Fermo lì perché ha centrato un altro punto. Cosa non ha risposto? Allora, visto che il nostro è un partito popolare, possiamo negare che il tema del fine vita sia un tema particolarmente sensibile su cui è opportuno aprire una discussione, fare una riflessione? 1. 2. Possiamo immaginare che in un partito popolare come il nostro, dove tra l'altro una montagna di dirigenti sono omosessuali, ok? Parlare ancora di anormalità dell'omosessualità possa essere un tema politico. Cioè io mi vergogno parlare, mi pare battute da osteria, cioè non deve essere neanche più un argomento. C'è uno scollamento. Io andando in giro trovo molti che la pensano come me, non tutti ovviamente, ma una buona parte della destra, non sono lettori di sinistra, dicono ma perché noi votiamo una cosa, vi votiamo per una cosa, noi siamo contrari, e poi un Parlamento al 100%, tranne 2 leghisti, hanno votato tutti per l'invio delle armi. C'è qualcosa, eppure se andate a fare un sondaggio tra il centrodestra, la maggioranza, credo del centrodestra, non è d'accordo. Eppure il Parlamento, c'è lo scollamento tra chi decide, tra chi governa e il popolo. E questo ha fatto bene Vannacci ad interpretarlo. E voglio dire che dovrebbe essere un argomento di riflessione, perché quando da Bruxelles ci arrivano decisioni che noi stessi italiani abbiamo partecipato, il Mercosur, ci calano delle norme che stanno distruggendo la nostra economia locale. Ormai le scelte internazionali condizionano anche il territorio, anche la politica locale. La Regione Veneto, le politiche della Regione Veneto sono strettamente legate. Io sono d'accordo con te, ma queste cose qua non le fai con la massoneria. E non possiamo come Lega... Ma non devi farle con la massoneria.
Insomma, posizioni forti all'interno della Lega, e poi ci sono le posizioni, e siamo a tutt'altra questione, ma è una questione che riguarda anche la politica. Ci sono le posizioni degli ampezzani, dei turisti, ma anche degli ampezzani che sono a Cortina d'Ampezzo, su quella proposta che fa discutere dell'esponente del Südtiroler Volkspartei di far cambiare regione a Cortina d'Ampezzo e agli altri comuni ladini della provincia di Belluno. Sentiamoli. Dall'SVP in Parlamento per bocca di Dünwalde la proposta che Cortina e altri comuni diventino parte del Trentino. Ecco allora i se, i forse, i ma, i no e i sì di residenti e turisti. No, impossibile. Cortina è bellunese e resterà per sempre bellunese. No, preferisco che stia qua a Belluno. Cosa ne pensi dell'idea che Cortina diventi parte del Trentino? Una bella domanda, non del Trentino, del Sud Tirolo, perché hanno detto che fanno la riunione dei paesi ladini, giusto? Noi abbiamo fatto un referendum e l'abbiamo superato al 77-78%, e si è fermato tutto l'iter. Io riconfermerei l'esigenza di tornare nella nostra unione storica, perché siamo stati divisi dal Fodon dopo la prima guerra mondiale. Ci sono state delle proteste e poi c'è stato addirittura questo referendum che è fermo al Parlamento di Roma. Insomma è un diritto, secondo me. Lei indossa un costume ladino. Certo. Cosa ne pensa che in nome della riunificazione dei ladini si proponga di portare Cortina in Trentino? Penso che la Regione Veneto non ci lascerà andare via, tutto qui. Ma vorreste? Noi sì, noi vorremmo. Io la lascerei in Veneto. In Veneto, sta bene dove sta. Se è una cosa migliore, io dico di sì, se andiamo meglio. Perché no? Sarebbe una bella idea, anche perché ho sentito tanti che sarebbero contenti. Forse è meglio che non diventi trentina, che rimanga in Veneto. È strana, insomma, un cambiamento un po' strano. Ci hanno già provato una volta, non è andata bene, non penso che sia una cosa fattibile. Dipende dalle condizioni, sì, perché no? Cioè, in base alla nostra storia potrebbe anche starci. Avevamo già fatto un referendum e avevamo votato per il sì. Ladino sì, siamo ladini. Soldi e opportunità per sistemare il paese l'hanno avute tante volte. Non credo che avere fondi cambierebbe, secondo me si metterebbero in tasca. No? Le motivazioni, quelle, ognuno può avere le sue. Su questo io so, per dirla come direbbe Galilei, come si va in cielo ma non come va il cielo. Ma secondo lei il suo gregge va più verso Belluno o va più verso Bolzano? Ma secondo me il mio gregge va a volte verso Belluno, a volte verso Bolzano. Questo è il bello dei paesi di frontiera. A secondo di dove si è, si tenderebbe a preferire dove si è stati. Adesso noi andiamo nuovamente in pubblicità, è l'ultimo blocco di questa edizione di Focus TG. Ripartiremo dalla questione aviaria. Come l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie segue il piano nazionale e ha un progetto per contenere i focolai di aviaria. Fra pochissimo. Le epidemie di influenza aviaria non sono più eventi sporadici come in passato, ma stanno diventando sempre più frequenti e si ripetono annualmente. Nel 2025 sono stati 9 i focolai registrati in Veneto tra le province di Verona, Treviso e Venezia. Il controllo, basato sugli abbattimenti di milioni di capi e i successivi risarcimenti agli allevatori, non è più una pratica sostenibile né da un punto di vista etico-ambientale né economico. Aderendo al nuovo piano nazionale di contrasto all'aviaria, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha annunciato l'avvio in primavera del piano di vaccinazione preventiva nelle regioni più a rischio, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. La vaccinazione è una misura preventiva efficace. Abbiamo fatto noi in Istituto Zooprofilattico molte sperimentazioni sull'efficacia di questo vaccino e oggi siamo pronti ad applicarlo non più in modo sperimentale ma davvero su ampia scala. Saranno interessati dalle vaccinazioni 190 allevamenti di tacchini, 170 allevamenti di galline ovaiole per un totale di oltre 14 milioni
milioni di animali, circa l'80% della produzione nazionale. La vaccinazione del pollame è protettiva anche per la salute umana. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto di questa malattia, di avere meno focolai, meno trasmissione della malattia, e ci tengo sempre a sottolineare che questo è anche protettivo verso le persone, perché meno questo virus circola, minori saranno i rischi per la popolazione. È complicato vaccinare milioni di animali negli allevamenti, ma i nostri allevatori sono abituati a utilizzare vaccini nei loro animali. Abbiamo fatto tantissimi incontri, insomma è più di un anno che stiamo lavorando per preparare questo piano. L'urgenza del piano di contrasto è confermato dai dati EFSA, che segnala un aumento di casi di aviaria tra gli uccelli selvatici. La novità di quest'anno è che il 2026 vedrà in primavera l'avvio del piano vaccinale, che ovviamente riguarderà un numero molto importante di allevamenti presenti nel territorio padovano. Nel piano di prevenzione delle emergenze sanitarie in agricoltura, la sanità pubblica punta anche sull'innovazione per sviluppare progetti di agricoltura sociale. Dalla questione dei problemi degli allevamenti avicoli alla questione invece della pesca, quindi siamo nel veneziano, ancora riflettori accesi sul settore della pesca nel territorio. Secondo i negoziati sul bilancio europeo dei prossimi anni è previsto un taglio del 67% dei fondi dedicati. L'allarme viene dall'UDC di Venezia. Nei negoziati sul bilancio europeo 2028-2034 la proposta della Commissione prevede un taglio dei fondi dedicati alla pesca. La riduzione è stimata attorno al 67%, con un passaggio da un fondo dedicato che si attestava attorno ai 6 miliardi di euro a poco più di 2 miliardi. L'allarme arriva dall'UDC di Venezia. La pesca europea si trova oggi in un passaggio cruciale, sospesa tra due pressioni contrapposte. Da un lato la spinta delle istituzioni comunitarie verso una gestione sempre più sostenibile e conservativa delle risorse marine. Dall'altro l'allarme economico e sociale che arriva dalle comunità costiere, per le quali la pesca non rappresenta solo un'attività produttiva, ma una componente identitaria e strategica del territorio. Il fondo previsto dai negoziati sul bilancio racchiuderà anche altre politiche. È questo a destar maggior preoccupazione nel settore. Una scelta tutt'altro che neutra, che rischia di trasformare la pesca da politica comune, con strumenti dedicati, a settore residuale, costretto a competere con agricoltura, coesione e sviluppo rurale per l'accesso alle risorse. Le decisioni rappresenterebbero per Chioggia, Venezia e Pellestrino una riduzione di investimenti sulle attrezzature, sulla sicurezza dei lavoratori, una sempre maggiore difficoltà nell'ammodernamento dei pescherecci, che metterebbero ancora più in difficoltà il settore già provato. Serve un cambio di passo chiaro, a livello europeo difendendo un fondo pesca autonomo e adeguatamente finanziato. A livello nazionale rafforzando gli strumenti di sostegno previsti dalle normative vigenti e semplificando l'accesso ai fondi. I temi della sanità: per ridurre le liste d'attesa la Regione sta spendendo decine di milioni di euro in prestazioni di sanità privata. Sulla base di una relazione della Corte dei Conti, il Partito Democratico del Veneto chiede al neoassessore alla sanità Gerosa di riferire in Commissione Sanità. Nel 2024 la Regione ha speso 52 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa della sanità. 52 milioni di euro destinati all'acquisto di prestazioni da privati accreditati e a prestazioni aggiuntive del personale. Nel 2023 per queste due voci erano stati spesi poco più di 29 milioni. Secondo il Partito Democratico, quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti certifica nei fatti un percorso di privatizzazione strisciante della sanità veneta. Secondo le consigliere regionali Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Monica Sambo, è il segnale di un servizio pubblico che abdica il proprio ruolo. La stessa Corte dei Conti poi certifica e avanza una preoccupazione che è quella della carenza di personale, soprattutto per quanto riguarda poi quelle che saranno le cosiddette case di comunità, e quindi se effettivamente il sistema attuale sia in grado di riempire questi muri che sono stati costruiti appunto con i soldi del PNRR, ma di personale ad ora non se ne vede. Per il PD è necessaria l'apertura di una discussione sulle priorità e le possibili soluzioni dei problemi della sanità veneta, a partire dal riequilibrio di un rapporto che non è più di supporto del privato verso il pubblico, ma che rischia di sostituire una sanità per pochi all'accessibilità e qualità delle cure per tutti.
Questi sono gli effetti di una scelta consapevole di smantellamento del servizio sanitario pubblico da parte della Regione Veneto, senza un'adeguata programmazione e depotenziando i servizi territoriali, come fatto appunto in questi anni. Le consigliere Dem chiedono che l'assessore regionale Gino Gerosa riferisca il prima possibile in Commissione Sanità, facendo chiarezza su liste d'attesa, acquisti dal privato accreditato, tenuta degli organici e reale operatività delle case di comunità. Di nuovo i temi dell'ambiente, partecipato incontro di amministratori pubblici locali e regionali e di deputati a Malo sulla questione dell'agrivoltaico organizzato dal sindaco Marsetti. Lo slogan è No al Far West. Un immenso campo agrivoltaico a Rosà, un altro a Malo e tanti altri con una miriade di sfumature in arrivo in troppi comuni della provincia. La gente infatti non li vuole, i cittadini non li vogliono, neanche i sindaci li vogliono. Eppure fermare questi progetti è difficile, anzi quasi impossibile. Questo emerge dalla riunione che si è tenuta a Malo alla presenza di una 60ina di amministratori del Bassanese e dell'area berica. Con loro la provincia, rappresentata dal sindaco di Malo Moreno Marsetti, consiglieri regionali, parlamentari, associazioni di categoria. Tutti uniti nel dire basta a una situazione che in alcune aree sembra davvero fuori controllo. Primo, non può essere che si possa passare sopra la volontà delle comunità locali. Due, non può essere che trasformiamo l'agricoltura, la coltivazione di cibo sano in impianti per fare energia. Su questo la mia commissione, di cui sono presidente assieme alla seconda, incontrerà gli assessori preposti regionali per condividere e lavorare su una proposta che arriverà dal sindaco di Malo, che raccoglierà di fatto tutte le volontà espresse qui oggi. I sindaci daranno vita a un documento condiviso per far chiaramente intendere a chi legifera e a chi governa che le cose devono cambiare, altrimenti sarà un vero Far West. Produrrò un documento come capofila che poi farò sottoscrivere a tutti i sindaci con il supporto anche della provincia di Vicenza e soprattutto delle associazioni di categoria a 360 gradi. Ci sono parecchi buchi che dal mio punto di vista vanno risolti, in quanto l'interpretazione porta poi al contenzioso. Un aggiornamento della normativa è stato approvato di recente dal Parlamento e quindi non vale per i procedimenti già avviati come quello di Rosà. Ma il territorio ha già fatto sentire la propria voce e la sindaca non intende issare bandiera bianca. Ci sentiamo impotenti. C'è una nuova normativa che è il piano di transizione 5.0 che è stato approvato solo il 15 gennaio e che poi dovrà essere seguito dai decreti attuativi. Chiaramente resta il problema del periodo antecedente in cui sono stati presentati già tanti progetti, quindi in questo periodo non può essere applicata questa nuova normativa e poi purtroppo l'agrivoltaico in qualche modo viene tutelato. I temi del sociale e della casa, un nostro telespettatore ha chiamato Rete Veneta per raccontarci quello che sta succedendo alla nonna. L'anziana infatti sarà sfrattata di casa a giorni. Anziana sfrattata da casa, la donna 80 anni si troverà entro la fine del mese senza più un tetto sulla testa. È il nipote Luca Schirato che vive con lei che si è rivolta alla nostra redazione per cercare di capire come poter aiutare la nonna. Vi siete rivolti al comune? Ci siamo rivolti al comune, sì. E gli assistenti sociali, l'unica sistemazione è casa famiglia o una casa di riposo. Prendere in considerazione l'ipotesi appunto di andare in questa casa famiglia? Sì, secondo me è l'unica alternativa, però lei non vuole prendere in considerazione questa cosa, sì, di andare in casa famiglia. Cosa chiedete voi? Chiediamo se è possibile sì, darci una mano, perché anch'io vivo con lei, di una sistemazione, un appartamento, un alloggio, perché per non ritrovarsi in mezzo a una strada, questo è il discorso, perché in casa famiglia non ci vuole andare. Non chiedono un appartamento gratis, precisa Schirato, sarebbero disposti ad arrivare sino a 500 euro di affitto mensile, ma non riescono a trovare nulla, dice, le hanno provate tutte e lanciano un appello al comune di Cassola, dove nonna e nipote attualmente risiedono. Cerchiamo un aiuto del comune per trovare una sistemazione per non ritrovarci in mezzo a una strada dall'oggi al domani, perché il giorno 23
in sostanza ci ritroviamo in mezzo a una strada perché non sappiamo dove andare. Ora vedremo se l'appello sarà raccolto. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Friuli con la presentazione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, in programma il prossimo 26 gennaio a Buia. Sentiamo la voce di Stefano Boemo, consigliere nazionale ANA, e Mauro Ermacora, presidente della sezione ANA di Udine, raccolte da Omar Costantini. Presidente, possiamo dire che da oggi iniziano anche le commemorazioni in ricordo dell'Orcolat del 76 e non a caso avete scelto proprio qui Buia, no, per iniziare questo cinquantinario. Sì, esatto. La scelta di Buia non è casuale ovviamente, perché chiaramente fa parte del catino del terremoto e era in gioco insieme con Maiano e con Tarcento, ma la sede nazionale degli alpini ha scelto Buia per motivi anche logistici e di altre attività, per cui ben venga, diciamo, questa cerimonia, che è la prima di una lunga serie che farà ricordo del terremoto, che per noi friulani è decisamente un qualcosa di un prima di un dopo. E insieme con questa anche la immensa attività che gli alpini hanno fatto subito dopo, ma anche negli anni successivi. Soprattutto, come ha sottolineato lei, in tempi particolari dove l'alpino è una missione di pace. Sì, l'alpino, io ritengo sempre di continuare a dire che noi non siamo dei militaristi, ma siamo semplicemente degli uomini di pace, considerato anche che abbiamo ricevuto diversi premi in questo senso, e per cui noi non facciamo nient'altro che fare la nostra attività giornaliera a favore, diciamo, delle nostre comunità, come lo abbiamo sempre fatto, proprio a partire da quel 6 maggio, quando l'onorevole Zamberletti ha creato l'attuale protezione civile, di cui noi siamo fieramente convinti di sostenere. Insomma, Buia sarà colei che ospiterà questa importante giornata che giocoforza interseca all'interno l'avvio delle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del Friuli e anche il ricordo di Giuseppe Zamberletti. Sì, esatto, 26 gennaio, giornata nazionale della memoria e del ricordo del sacrificio degli alpini. È certamente un onore ospitare questo evento importante a livello nazionale nel nostro territorio. Ci sarà appunto la presenza del Laboro Nazionale degli Alpini, la fanfara della Giulia, molte autorità, e quindi per il gruppo Alpini di Buia è un grandissimo orgoglio ricordare una data così importante a Buia. E adesso lo sport, torniamo in Veneto con il nuovo patron del Padova Calcio. È facile dire spendo, faccio, dico, e poi se non ci sono i risultati uno magari si stufa. Invece è bene creare una cosa che sia una cosa solida, che ha nel futuro possibilità di avere successo, ma questo futuro deve essere un futuro, per quello che pensiamo noi, insomma, lungo. Si presenta così alla Padova biancoscudata il nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova, Alessandro Banzato. Cambia al vertice della società calcistica, che vede le quote di maggioranza passare di mano dal finanziere franco-armeno Joseph Orguglian al proprietario di Acciaierie Venete. Orgugliano saluta la città del Santo assicurando che resterà un suo tifoso. Rimango molto legato a questo club, è impossibile uscire di questo club senza rimanere tifoso, è impossibile di uscire di questa città senza rimanere molto legato a questa città. La società torna nelle mani di un imprenditore veneto, anzi padovanissimo, che si dichiara da sempre tifoso del Calcio Padova. Banzato verserà 2,5 milioni di euro, oltre a coprire i debiti della società, che dovrebbero aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Un'operazione che ha visto il forte coinvolgimento di Francesco Peghin, che nel nuovo assetto societario resterà presidente della squadra. Noi ci siamo trovati, eravamo a casa di Francesco, ci siamo detti quelle che erano le rispettive criticità su questa operazione, perché tutti quanti abbiamo qualche tipo di obbligo, e
e ci siamo presi 24 ore per rifletterci e il giorno dopo, ripeto, ci siamo mandati un WhatsApp nel quale ci siamo detti bene, per me questa cosa è superabile, per me anche, basta. E io non so, mi ricordo se io e Giorgio ci siamo scritti che vale una stretta di mano, basta. Non cambierà nemmeno l'impegno di Banzato nell'altra grande società sportiva di Padova, il Petrarca Rugby. Banzato porta con sé anche un ottimo rapporto con il sindaco Sergio Giordani e con tutta l'amministrazione. Io personalmente, noi come gruppo abbiamo con l'amministrazione un buon rapporto, sia diciamo tra il nostro gruppo Acciaierie Venete e il comune, ma anche personalmente sottoscritto con il sindaco Giordani. E io credo che questo buon rapporto sarà sicuramente mantenuto anche in futuro. Con lo sport ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.